campionato la prima giornata? Sì, la prima giornata sì. Ah, quindi non è una prima volta. Non è la prima volta. Senti, quanto importante è stato il tuo gol? Perché è vero che nel primo tempo hai fatto bene, però state facendo un po' fatica a finalizzare, il gol ha sbloccato. Stavamo sicuramente, penso, meritando ampiamente di vincere, non era facile sbloccarla e è andata bene, nel senso che questo gol ci ha dato un po' più di serenità, no? Comunque penso che la squadra abbia avuto un grande approccio, e anche perché non c'è niente di scontato, nessuna partita è facile, quindi ci sono stati diversi segnali positivi. Poi il secondo tempo sicuramente quel mezzo blackout non deve succedere, però è anche vero che dopo che abbiamo preso il gol siamo stati subito cattivi e abbiamo dimostrato di volerla portare a casa e ci siamo di nuovo creati la possibilità di andare in vantaggio. Io volevo tornare al gol, magari ti mette quella palla dietro, sì. Appena arriva la palla hai subito deciso di metterla di giuschetta così. Perché di solito tirare sul primo forte funziona, no? E sono stato fortunato, è partita abbastanza forte, e quindi bene, sono contentissimo. Senti, poi sei andato a festeggiare. È perché c'era Ronaldo. C'era Ronaldo. Avevo visto Poi c'era anche Gabionetta arrivato, poi sei arrivato anche. C'erano sì 2 o 3 brasiliani che conosco, via. C'era mi sa anche Gabionetta, sì. C'era anche Gabionetta, sei andato proprio. Sì, no, perché durante la partita facevano le robe e allora quando ho fatto gol Non ho capito, ti dicevano? perché quando giocavo di là c'erano Ronaldo così che mi incitavano, no? Ho visto che era lì, non lo sapevo, allora quando ho fatto gol mi è venuto in mente e sono andato da no, perché siamo davvero molto amici, anche con le nostre famiglie, quindi Ok, siete proprio molto legati. sì, molto legati, sì. Magari ti ha dato lui un suggerimento vincente di Serie A. Ho giocato con lui sia a Empoli che a Vercelli. Sì, sentivo la tua conferenza di presentazione che dicevi che lui i tuoi 2 fratelli nel campo che sono Ronaldo e Germano è ce ne ho 3, Germano, Ronaldo e Brighenti del Frosinone, sono proprio i 3 miei con cui andrei in guerra, diciamo. Senti, dai Lucia, dal punto di vista della squadra c'è un po' di timore per questo esordio, insomma, a campo piccolo, sì. Contro una matricola che aveva un dei figurari, invece si è visto sono forse il pallone migliore. Sì, sai, quando devi rompere il ghiaccio c'hai sempre qualche ansia, no? Perché non sai mai come puoi venire a giocare qua in questo clima un po' particolare così. Però direi che, come ti dicevo prima, abbiamo avuto un grande approccio, abbiamo giocato anche a calcio, no? Cioè in alcuni momenti, sì. E quindi vediamo, speriamo di continuare con questo trend, con questa mentalità. Sicuramente la squadra lavora bene, il gruppo è unito. Ci sono i presupposti per fare bene. Poi il campionato è lungo, può succedere di tutto. Secondo te cosa si può migliorare ancora? Sì, si può sempre migliorare. Però nel secondo tempo forse avremmo dovuto giocare un po' più il pallone e non abbassare l'intensità e la concentrazione. Buonasera. Buonasera. Oltre a Ronaldo che è bracciato. No, vabbè, la dedica anche là è tipo io il primo gol che faccio quando è nata mia figlia, che è nata 3 mesi fa ieri, e quindi lo dico a lei, Camilla, e spero sia contenta. È la prima figlia? Prima figlia, sì. No, abbiamo fatto 3, Grazie. 4 allenamenti. Poi è stato anche il primo, anzi non il primo, perché c'è già stato Cittadella, comunque 500 tifosi del seguito alla fine. Bellissimo. Avete risultato con loro, immagino che Bello, faccia bello, piacere. bello. Dicevo, sinceramente sono onesto, non mi aspettavo una curva così gremita. Invece mi ha fatto davvero piacere, è stato bello, è stato proprio bello. 2009-2010. Sta a noi, penso, dopo l'annata un po' così dell'anno scorso, diciamo, creare di nuovo entusiasmo, ma penso che se giochiamo così dovrebbero seguirci. Siamo facilmente così come si combina magari anche facilmente, però se c'è una squadra che dopo fa un gesto così come tornare sulla curva da prima di campionato per insomma, iniziare a creare il gruppo. Siete tanti nuovi, oggi ce n'erano 2 titolari che erano reduci della passata stagione. Anche questo all'inizio magari per voi è stato un po' straniante, nonostante siate da un mese più. Siete mai trovati in una situazione del genere con tanti giocatori nuovi all'esordio? Come funziona la comunicazione adesso? Si sta migliorando un po'? Vabbè, comunque ci stiamo allenando tanto e bene. Ovviamente bisogna migliorare sia fisicamente che
anche nelle, diciamo, geometrie, no? Quello verrà, penso, pian piano più giochi e più migliori. Però è stato, te l'ho detto, è stato un approccio positivo, una mentalità, quella di oggi, giusta. Continuare così, lavorare a testa bassa e vedremo.